Grazie Presidente e grazie a tutte le colleghe e i colleghi di maggioranza e di opposizione che hanno deciso di abbandonare l'Aula durante l'intervento del collega Valdegamberi, tranne alcuni, sì, tranne il gruppo di Fratelli d'Italia. Li voglio ringraziare i colleghi che hanno abbandonato l'Aula perché hanno dimostrato che può esistere una politica che ha voglia di confrontarsi e di discutere attraverso argomenti fondati, sensati, non per cercare il titolo di giornale domani, ma per provare a fare un passo in avanti tutti insieme. Perché questo progetto di legge che ho presentato circa un anno fa è nata da una considerazione che ho scambiato davvero con moltissimi di voi. Esattamente il giorno dopo la notizia drammatica che ci ha visto venire a conoscenza delle modalità terrificanti con cui Giulia Cecchettin, una donna veneta, è stata uccisa barbaramente da un uomo veneto. E la domanda che mi sono fatta e che in molti di voi insieme ci siamo fatti è: cosa posso fare per evitare che queste cose accadano di nuovo? Pensando che Giulia avrebbe potuto essere mia figlia, pensando che Giulia potrebbe essere mia figlia. Perché quella dei Cecchettin era una famiglia normale, almeno per come abbiamo imparato a conoscerla in questo anno. Una famiglia in cui si parla, in cui i sentimenti sono oggetto di confronto, in cui ci si vuole bene. Probabilmente una famiglia nella quale anche le relazioni tra uomini e donne sono sempre state vissute in maniera sana. Eppure è successo a quella famiglia. Ma poi mi sono fatta un'altra domanda in quei giorni e continuo a farmela oggi. Avrebbe potuto Turetta essere mio figlio? Potrebbe Turetta essere mio figlio? Perché guardate che anche quella famiglia sembra una famiglia normale, sembra, come diciamo noi in Veneto, una famiglia per bene. Eppure essere una famiglia normale, essere una famiglia per bene, essere una famiglia sana, non ha difeso la donna dalla violenza e non ha difeso l'uomo dal trasformarsi in un carnefice. Allora io in questo tormento rispetto a queste domande ho pensato che potesse essere il tempo di avanzare questa proposta di legge che vuole, ma lo dico davvero senza polemiche nei confronti di nessuno, rappresentare il fatto che nessuno di noi è al sicuro, nessuna figlia è al sicuro se non ci poniamo davvero la questione del perché certe cose accadono. So che potrebbe per molti essere rassicurante, probabilmente lo è per il ministro Valditara, pensare che questi drammi raccontino solo delle vite deviate, della follia isolata, magari delle etnie, e non rappresentino invece un problema che sta dentro la nostra società, che sta dentro le nostre famiglie. So che immaginare una lettura del problema della violenza contro le donne come appartenente ad una realtà lontana da sé è una lettura rassicurante. A me non può succedere perché sono una persona per bene, invece può succedere anche a noi. Io penso che vivere in questa lettura rassicurante del non può succedere a me non sia soltanto poco utile, ma ci obblighi a rinunciare a capire. E invece noi vogliamo capire e per questo chiediamo l'istituzione di un osservatorio regionale. Vogliamo capire per provare ad analizzare esattamente perché certe cose possano succedere ancora oggi, ancora nelle nostre case, e per provare ad articolare risposte efficaci che raccontino di un fenomeno trasversale che colpisce tutti. Certo, le risposte devono essere diverse perché quando la violenza contro una donna si scarica contro una donna italiana, molto spesso questa donna non ha bisogno di un certo tipo di supporto perché la rete familiare e personale le consente di trovare vie di fuga. Invece quando colpisce una donna straniera, oltre al supporto psicologico, al sostegno, serve anche una casa nuova per queste donne. Ma guardate che la matrice è comune, riguarda gli italiani, gli stranieri, i ricchi, i poveri, i disagiati, le persone con un alto livello di istruzione, chi abita al nord, chi abita al sud, chi abita in centro, chi abita in periferia, riguarda insomma tutti noi. E io direi partiamo da qua. Partiamo da qua per dire che siamo tutte e tutti al contempo a rischio, come donne, come vittime e come carnefici, tutti più o meno consapevoli portatori di questa cultura che colpisce le donne.
Io penso, e lo dico con una profonda convinzione, che non dobbiamo avere paura di parlare di patriarcato, ma non come guerra delle donne contro gli uomini, ma quale impalcatura sociale costruita su radicati pregiudizi di genere. La cultura rispetto alla quale esiste un ordine che tiene le donne in una posizione subalterna, una cultura che non può essere modificata e che finisce non di rado per rendere socialmente accettabile la violenza verso quelle donne che per ragioni diverse, per modi diversi, non hanno ubbidito a quell'ordine, hanno violato le regole di ruolo che è stato loro imposto o loro assegnato, hanno sovvertito gerarchie perché era vestita poco, perché era ubriaca, perché è andata a casa sua, cosa vuoi che gli succedesse? La vittimizzazione secondaria delle donne oggetto di violenza. Peraltro, se ci pensate, nella storia dell'uomo è sempre avvenuto così. Nel XIX secolo la grande sfida, per esempio, culturale, fu quella di dichiarare guerra allo schiavismo. La cifra della diseguaglianza allora era data dallo sfruttamento degli uni contro gli altri. Eppure la maggioranza della popolazione mondiale riteneva legittimo avere degli schiavi, colonizzare dei territori e attraverso quello sfruttamento investire per il proprio progresso. Nel XX secolo la grande lotta della civiltà è stata quella del contrasto ai regimi totalitari, il comunismo, il nazismo, il fascismo, eppure la maggior parte del mondo pensava che fosse giusto essere guidati da delle dittature. E allora la cifra di quella grande rivoluzione liberale è stato l'investimento sui valori della democrazia e della libertà. Ecco, io credo che la cifra di questo secolo e delle nostre battaglie debba essere la rivoluzione necessaria che sta oggi nella parità tra donne e uomini. Per questo credo che sia sbagliato, profondamente sbagliato, rimuovere il genere, la questione di genere come matrice, come fattore generativo di quella violenza. Il predominio maschile e dunque l'abuso degli uomini verso le donne è il cuore del problema. Una delle tante forme di sfruttamento che si sono succedute nella storia dell'uomo, prima gli schiavi, poi gli occupati, oggi tocca alle donne liberarsi. Io credo che questa sia la questione, insomma, con la quale fare realmente i conti. Ma se la lotta al patriarcato non deve essere una guerra delle donne contro gli uomini, deve essere invece un percorso che proviamo a fare insieme per gli uomini e per le donne che hanno il coraggio di ammettere che è il tempo di mettere in discussione quell'impalcatura sociale. Sappiamo benissimo che questo percorso insieme non si fa soltanto per via legislativa. È indubbio, per carità, che seguendo i principi sanciti dalla Costituzione, che sempre indica la via maestra per le principali conquiste sociali, si sono succeduti nel tempo interventi legislativi che hanno cancellato disposizioni normative di stampo patriarcale, il diritto all'aborto, il diritto al divorzio, la trasformazione dello stupro da reato contro l'onore a reato contro la persona, giusto per citare i più famosi. Ma questa mentalità non la si cancella con una legge. Molto resta ancora ben presente nella mentalità, negli atteggiamenti, nelle relazioni di potere e più in generale nella nostra costruzione sociale, che spesso sfocia in abusi, in soprusi, in violenza, in assassini, ma che ancora più spesso sfocia in una società fortemente non paritaria, che vede le donne ancora molto indietro nel mercato del lavoro e nell'accesso alle professioni, che vede le donne meno pagate rispetto agli uomini, che vede le donne accedere con più difficoltà alle cariche elettive, fare carriera nel pubblico e nel privato. Io non credo basti dire sì, va bene, ma io no. A casa mia no. Io non credo basti dire ma la violenza non è solo quella contro le donne, c'è anche quella contro altre categorie umane. Io credo che noi oggi dobbiamo rispondere a ciò che il padre di Giulia Cecchettin, Gino, ci ha chiesto di fare, e cioè di costruire un terreno comune,
un linguaggio comune, un punto di mediazione attorno al quale poter costruire una proposta di emancipazione sociale che finalmente costruisca una società più paritaria e dunque più giusta. Io penso che il messaggio del padre di Giulia abbia funzionato per due ragioni e che ha scardinato la modalità con cui abbiamo raccontato la violenza di genere in questi anni. La prima cosa, ha messo da parte il conflitto, ha fatto appello, come dire, alla volontà che ciascuno di noi ha di costruire un futuro migliore. E io credo che questo Consiglio regionale, sottoscrivendo in maniera trasversale questa proposta di legge, votandola all'unanimità in quinta commissione, abbia già raccolto quella impostazione di metodo che il padre di Giulia ci ha lasciato. E la seconda modalità che ha cambiato completamente la nostra percezione di questo fenomeno è che questo appello contro il patriarcato per un metodo nuovo di conciliazione sia venuta da un uomo che con grande coraggio ha raccolto il dramma che ha attraversato la sua vita e ci ha insegnato a trasformarlo in una opportunità per tutti. Per queste ragioni, pensando che ci sia ancora molto da capire, da approfondire, sono ancora molte le questioni rispetto alle quali non abbiamo una risposta, ho proposto al Consiglio regionale, con il sostegno e il supporto di tutto il gruppo del Partito Democratico, una proposta di legge per istituire un osservatorio regionale per analizzare il fenomeno della violenza contro le donne sotto tanti punti di vista, sotto il profilo sociale, sanitario, economico, sociologico, perché prima di tutto bisogna capire cos'è che porta una famiglia normale a trovarsi con una figlia ammazzata dal fidanzato. Un osservatorio che dunque avrà il compito di studiare, di analizzare, potrà pubblicare report, dossier, analisi, indagini, che avrà il compito di monitorare l'effettivo impatto delle politiche regionali in ambito di contrasto alla violenza di genere, che potrà avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta per interventi più strutturali e che dovrà, insieme al Consiglio regionale, costruire una maggiore consapevolezza. Credo che questo sia un modo attraverso il quale anche il Consiglio regionale può offrire il proprio contributo a questa necessità di comprensione che riguarda la società, riguarda le nostre famiglie, riguarda poi in fondo anche noi stessi. L'osservatorio nella mia proposta si dovrà comporre da 5 persone particolarmente competenti negli argomenti che riguardano la violenza contro le donne, avrà la durata corrispondente a tutta la legislatura e dovrà accompagnare, io penso, passo passo l'attività del nostro Consiglio regionale. Contemporaneamente all'attivazione dell'osservatorio impegniamo la Giunta a costruire un piano regionale degli interventi contro la violenza di genere, un piano che sia integrato, perché la violenza contro le donne non si costruisce, non si combatte soltanto attraverso interventi di tipo sanitario connessi alla missione sanità, e cioè non soltanto attraverso, diciamo, il sostegno alle donne che già sono state vittime di violenza. Il contrasto alla violenza di genere si combatte con politiche del lavoro, con politiche della formazione, con politiche sociali, quindi un piano trasversale che abbia un approccio integrato, attraverso il quale costruire una vera e propria azione collettiva della Regione del Veneto per questa finalità. Noi pensiamo che questo, al netto dei giudizi, essendo un testo migliorabile, ringrazio fin da ora le colleghe che hanno insieme a me proposto alcuni emendamenti, la collega Cecchetto, la collega Maino, che hanno contribuito, insieme ci siamo interrogate su come rendere ancora migliore, ancora più efficace questa proposta. Dicevo all'inizio, per via legislativa non si contrasta la violenza contro le donne. Io credo che però oggi questo Consiglio regionale, incardinando questo provvedimento, stia facendo la propria parte, e che consiste prima di tutto nel non volersi girare dall'altra parte, nell'aprire un accordo, un patto tra noi che mette nel mirino questa priorità di questo Consiglio regionale. Lo facciamo in maniera trasversale, plurale, unitaria, perché contro la violenza contro le donne
non ci sono partiti o prese di posizioni ideologiche, c'è una società come quella veneta che prova a dare una risposta. La politica oggi non si gira dall'altra parte, la politica e il Consiglio regionale oggi non dice io no, ma dice pienamente vogliamo fare la nostra parte. Grazie Presidente.